Non facevo politica prima, ho avuto una breve esperienza 13 anni fa che poi si è conclusa e poi per 12 anni non ho più fatto politica. Mi sono occupato sì della mia attività professionale e poi tramite la Confcommercio, perché abbiamo un'azienda in famiglia che si occupa di distribuzione di alimenti e bevande, sono entrato in Camera di Commercio e insomma ho fatto attività sindacale dal lato datoriale, diciamo. Un anno fa, proprio in questo periodo, un po' prima di Natale, sono stato avvicinato da alcuni esponenti politici che mi hanno chiesto se ero disponibile a iniziare questa avventura. Mi sono consultato a casa con i miei colleghi di lavoro e insomma, alla fine ho dato il mio benestare, insomma, il mio consenso e abbiamo iniziato la campagna elettorale prima, a maggio le elezioni e sono 6 mesi esatti, poco più di 200 giorni che sono sindaco. È un'esperienza molto, molto impegnativa. San Donà ha 42.000 abitanti e è un po' il punto di riferimento di parecchi altri comuni del circondario, quindi quello che noi chiamiamo San Donatese, che arriva fino alla spiaggia di Jesolo. Ho parecchie difficoltà a continuare a lavorare, per fortuna insomma in studio eravamo in 5, adesso sono in 4 perché io ci vado molto raramente. Cerco di mantenermi libero almeno la domenica perché, ripeto, i ragazzi miei sono ormai grandi, però insomma ho una moglie a cui sono molto legato e cerco di mantenere ancora gli equilibri familiari perché credo sia essenziale. L'esperienza, ripeto, è molto impegnativa ma è entusiasmante. Credo che fare il sindaco porti un carico di responsabilità e di impegni che però è paragonabile alle emozioni positive che poi ottieni. La collaborazione con il Consiglio Comunale, i miei assessori, anche il dialogo aperto con l'opposizione, con la quale abbiamo instaurato fin dall'inizio un dialogo franco, ognuno sulle proprie posizioni, ma mai su questioni di principio o su sterili polemiche. Insomma, ci siamo confrontati, dialoghiamo, spesso noi anche accogliamo proposte loro e vedo che loro votano anche iniziative nostre. Insomma, credo che sia un bel modo di fare politica di dialogo, di qualche litigio c'è, ci sta, però insomma sì, sempre nell'interesse della collettività. L'idea che ho io di città, di San Donà di Piave, è una città nel solco dello sviluppo sostenibile, no? Questa parola, questo termine che è nato nel 1987, ormai insomma ha superato abbondantemente i 30 anni, ce ne stiamo accorgendo molto nell'ultimo periodo quanto importante sia questo termine. Sviluppo sostenibile significa crescere economicamente, quindi non decrescita felice, ma anzi continuare a crescere e a svilupparsi nel rispetto però dell'ambiente e tentando di preservare le materie prime e le risorse anche in vantaggio delle future generazioni, quindi non consumando più di quello che il nostro pianeta riesce a produrre e a fornirci. È una sfida importante perché sviluppo sostenibile significa rispetto dell'ambiente, ma crescita economica e crescita sociale. Sono tre binari su cui abbiamo deciso di improntare la nostra attività amministrativa e sulle quali già abbiamo, insomma, in soli 6 mesi, già parecchia carne al fuoco. La principale è la caserma dismessa da 20 anni dell'esercito, la Tombolanfava, è un enorme complesso di edifici, sono 6 ettari, su cui abbiamo previsto una centrale di produzione di idrogeno verde per elettrolisi da fotovoltaico. Quindi c'è un progetto in partenariato pubblico-privato, un investimento da 20 milioni di euro, un'enorme distesa di pannelli di 4 ettari che scenderà l'acqua per la produzione di idrogeno verde per autotrazione. Stiamo trattando con Atvo, con Veritas, con trasportatori privati per dotare San Donà nel 2026 di un importantissimo distributore di idrogeno per autotrazione. Insomma, su questo saremo veramente all'avanguardia. Questo è uno degli indici, forse quello trainante. Attorno abbiamo comunità elettriche rinnovabili, geotermia, progetti di facilitazione di impianto di fotovoltaici, tutto nel rispetto dell'ambiente, in un'ottica però di crescita della città e di sviluppo futuro, insomma, compatibile con l'ambiente. Lei ha fatto anche un master in diritto dell'ambiente nel 2011 alla Ca' Foscari, quindi è un Sì, sì, sì. interesse diciamo che affonda le proprie radici negli anni. Sempre stato un ambientalista moderato, insomma, sono uomo di centrodestra, però insomma ho sempre avuto a cuore l'ambiente, sono iscritto da 20 anni alla LIPU, ho fatto parecchi processi come parte civile per loro, anche qualcuno per Lega Ambiente,
Ritengo che l'uomo debba vivere in equilibrio con l'ambiente in cui si trova. Siamo fortunati, abitiamo in una zona baciata dal destino, da Dio, siamo a 2 passi dal mare, a un poco più di un'ora dalla montagna, una terra che è stata sottratta all'acqua grazie a un lavoro enorme fatto dai nostri nonni ai tempi della bonifica. È un territorio molto delicato. Se non abbiamo rispetto per il nostro ambiente, per il territorio in cui viviamo, credo che il nostro destino non potrà essere mantenuto come la qualità della vita che abbiamo oggi. Siamo molto fortunati e facciamo di tutto perché anche i nostri figli, i nostri nipoti possano godere di quello che godiamo noi. Fino a pochi anni fa avevamo una visione del futuro sempre un'ottica positivistica, no? Pensavamo sempre che fosse migliore. Oggi purtroppo sentiamo che molti dei giovani temono un futuro peggiore rispetto al presente. La sfida è questa, insomma, garantire a loro tutte le possibilità che abbiamo avuto noi e che dobbiamo preservare partendo dalla tutela ambientale e dalla crescita economica. Una delle prime cose che ho fatto dopo la nomina, perché avevamo l'estate alle porte, era la consegna dei diplomi ai bambini delle elementari per le attività di pedibus, no? Quando vanno a piedi a scuola accompagnati dai genitori. E lì mi accompagnava un assessore dell'amministrazione precedente, l'assessore ai lavori pubblici Lorena Marin. E un giorno mi ha detto: guarda, tu potrai passare giornate intere in municipio ad arrabbiarti, a litigare con le opposizioni, con i sindacati, però ti bastano 5 minuti passati insieme ai bambini e ai ragazzi per dare un colore diverso alla giornata. E è verissimo, il rapporto con i ragazzi è quello che forse ci dà più l'entusiasmo per andare avanti, sia dei più piccoli, delle elementari. Più delicato è parlare con i più grandi. I più grandi, io dico, non sottovalutatevi mai. Io temo che molti ragazzi si sottovalutino e sperperino il loro patrimonio, che è unico per ciascuno di loro, in messaggi che alla fine sono perdenti e che vengono lanciati proprio dai media, dalla società, queste immagini che sembrano vincenti ma in realtà sono perdenti, no? Anche il successo a ogni costo, l'incapacità di affrontare la sconfitta, di subire un no, di subire un rifiuto. Luca Ricolfi diceva tempo fa che forse all'origine della violenza dell'uomo contro la donna ci può essere anche questa incapacità di accettare il rifiuto, no? Di accettare la sconfitta. In passato era normale, no? Subire delle sconfitte, anche a scuola, essere bocciati, avere delle insufficienze. Oggi ragioniamo in maniera diversa, tentiamo di tenere i ragazzi in una sfera protetta, forse non diamo neanche più i voti a scuola perché nessuno deve sentirsi in difficoltà. Secondo me l'approccio è sbagliato. Anche noi sottovalutiamo i ragazzi hanno una grande capacità di resilienza, di superare le difficoltà, e questo li trasforma in donne e uomini del domani. Ai ragazzi dobbiamo dare fiducia. C'è un mondo meraviglioso, certo ce ne sono tanti che hanno difficoltà e ci sono anche delle situazioni di degrado che purtroppo difficilmente oggi riusciremo a recuperare intervenendo adesso su quella fascia. Bisogna intervenire prima. Siamo in una zona ancora felice, siamo molto fortunati, siamo nati a San Donà di Piave, una zona dove il lavoro non manca, dove si sta bene, dove la criminalità è comunque molto ridotta. San Donà continua a crescere come residenti nonostante il trend nascite e morti rispecchi un po' quello nazionale, perché attira residenti da fuori. I ragazzi devono rendersi conto che sono fortunati, che però non esistono pasti gratis. A loro dobbiamo chiedere impegno, dare fiducia, dare responsabilità e vivere dell'entusiasmo che ci danno e dare a loro l'entusiasmo che dobbiamo avere noi. Puntare sull'energia pulita, sulla sostenibilità aziendale, sui valori ESG che sono tipici delle aziende ma possono essere colti anche dalle pubbliche amministrazioni, potrebbero fare di San Donà un traino per tutti gli altri comuni che magari sono più piccoli, sono meno strutturati, hanno meno personale, fosse proprio un faro per tutti noi perché ci si possa muovere in quella direzione. Più prosaicamente c'è un problema di viabilità. San Donà è uno snodo importante viario, sia dal punto di vista stradale sia dal punto di vista del rapporto ferro-gomma. Sono quasi pronte le nuove 2 stazioni alla Porta Nord, la nuova stazione del treno, la nuova stazione degli autobus. Da lì partirà, abbiamo fatto una convenzione con il comune di Eraclea, la pista ciclabile dal treno al mare.
Io credo che queste nuove stazioni, la possibilità di arrivare col treno da San Donà direttamente dentro l'aeroporto di Venezia, con i lavori che stanno facendo adesso, potrebbero dare uno slancio a tutto il San Donatese. Quindi la viabilità è il secondo elemento. E poi abbiamo il fiume che caratterizza tutto il nostro territorio, un territorio di terra e di acqua, il Piave che è in qualche maniera un elemento che ci fa paura. Noi siamo una zona a alto rischio idrogeologico, tra poco inizieranno dei lavori di rafforzamento dell'argine, 10 milioni di euro di intervento pagati dalla regione per impedire le rotture dell'argine e non avere più rischi come quelli del 66 con l'alluvione che ha devastato la nostra campagna. Il Piave è un elemento caratterizzante, il rispetto del Piave e lo studio del Piave anche dal punto di vista turistico. Parlavo prima della ciclabile dal treno al mare, soprattutto i paesi del nord amano molto questo turismo lento. Io credo che San Donà e San Donatese possa avere una voce in capitolo su questo fronte. Io sono molto legato alla casa di cura Rizzola, non è una frase fatta. Ricordo mia nonna, no, che soffriva d'asma e allora era un problema grave, veniva periodicamente ricoverata e lei voleva andare in casa di cura. Lei lo diceva sempre, mi ricordo il giardino, l'ingresso era dall'altro lato, io ero bambino, ma mi ricordo questo giardino all'italiana in cui si entrava, era un ambiente un po' protetto dove loro si sentivano coccolati, no? E questo ricordo oggi rivive in una struttura all'avanguardia dove ci rivolgiamo di continuo per servizi specialistici anche noi stessi. Insomma, io sono un appassionato di sport e la mia visita agonistica ogni anno la vado a fare alla casa di cura Rizzola. Ho fatto ricorso più volte ai servizi direttamente come famiglia, insomma so la qualità del servizio che viene offerta e anche lo spirito che tutti gli operatori mettono nel mettere a loro agio i pazienti e le persone che arrivano. Mio papà è mancato in casa di cura, lo sapevamo, è stato accompagnato dai medici che lavoravano lì fino alla fine, quindi io ho solamente un sentimento di gratitudine verso questa istituzione storica e che caratterizza tutto il nostro comprensorio, tutta la nostra area sandonatese.